Se aspetto che mi chiamino quelli che avrebbero dovuto chiamare prima, stiamo freschi, per cui io mi muoverò, mi chiamino o non mi chiamino. È combattivo Giancarlo Calanne, pronto a trascurare per un po' le amate rose del suo giardino di Cinteoganeo per tornare sulla scena. L'ex governatore e ministro si definisce ironicamente disoccupato, ma in realtà la passione per la politica si sta nuovamente facendo sentire. Domani sarà a Roma, ma non si sbottona sui contenuti del viaggio e ha seguito le elezioni con la consapevolezza che il suo PDL stava subendo una pesante sconfitta. Abbiamo tradito le aspettative della gente. Per carità, paghiamo anche un momento difficile, una scelta di responsabilità, di appoggiare Monti, di uscire, di lasciare il governo. 1000 attenuanti possiamo avere, ma la nostra è una disfatta pesante che non abbiamo saputo evitare, nonostante qualcuno l'abbia visto per tempo. Quanto alla Lega è evidente per Galan che l'effetto Tosi registrato a Verona abbia parzialmente tenuto a galla quel partito. Sulle presunte novità strategiche annunciate nelle prossime ore dal PDL, anche l'ex governatore è curioso di conoscerle. Paradossalmente proprio il successo di Tosi e il modo in cui è maturato sono la sentenza della disfatta, il simbolo della disfatta della Lega. A Verona ha vinto Tosi, non ha vinto la Lega. La lista che volevano impedirgli di fare, insultandolo persino con la proposta di espulsione dalla Lega, la lista di Tosi, infarcita oltretutto di gente che proveniva da Forza Italia, 11 credo siano stati eletti alla fine, quella ha vinto, non la Lega, e questo testimonia che la Lega ha esaurito il suo ciclo.